Eccoci, benvenute e benvenuti al nostro Focus. Oggi ci occupiamo di lavoro. Il tasso della disoccupazione giovanile in Sicilia è altissimo, 31%, 47% addirittura in due province, ad Agrigento e Trapani. 350.000 i giovani che negli ultimi 20 anni hanno dovuto lasciare il mezzogiorno e per andare via e trovare lavoro altrove. Sono questi dati, i numeri che fotografano una realtà difficile, ma nello stesso tempo oggi noi vogliamo dare invece spazio ai tantissimi giovani siciliani che si sono riuniti, e quindi tutte le associazioni, i gruppi, e per insomma dire no a questa situazione. Loro non ci stanno, propongono delle cose concrete, e in questa occasione daremo quindi la possibilità proprio a loro di spiegarci che cosa propongono, soprattutto la politica regionale. Per questo do il benvenuto a Simone De Pieri di Patto per Restare. Grazie per essere con noi. Dovrei vederlo fra poco, eccoci, benissimo. Poi anche collegato con noi anche Luca Giarmanà, sempre di Patto per Restare, grazie anche a lei. Grazie. E soprattutto anche grazie a Carmelo Abbate del Movimento Politico Ora, grazie. Insomma, sono tre giovani, avremmo anche voluto avere una ragazza, una giovane, insomma, ma comunque sappiamo che ce ne sono tantissime, sono anche attive nei vostri movimenti. Perché vi sentiremo adesso? Perché voi siete stati promotori di alcune iniziative in questi giorni, ma non solo. Il Patto per Restare, lo ricordo, almeno noi ce ne siamo occupati a novembre, quando a San Giovanni Gemini, siamo nell'Agrigentino, ma diciamo questo movimento, ora chiederò a voi, è andato allargandosi e anche voglio dire accogliendo sempre più persone, sempre più associazioni. E proprio per questo, Simone De Pieri, noi ci eravamo sentiti qualche mese fa appunto in occasione di questo vostro lancio. Che cosa è cambiato nel frattempo? Magari così introduciamo un poco l'argomento. Allora, sono cambiate tante cose. Sicuramente se c'è qualcosa che non è cambiato è stato lo spirito che reggeva e regge ancora il Patto per Restare, nel senso che tutte le realtà che ne facevano parte allora si sono messe al lavoro, ci siamo confrontati in più occasioni, abbiamo trovato tanti momenti di confronto intorno a delle proposte concrete che potessero portare quello spirito a un livello più attuativo, più concreto. Ed è quello che stiamo facendo ancora oggi, nel senso che appunto il Patto per Restare si è trasformato, tra virgolette, in una fucina di idee, di progetti, e quindi appunto si è evoluto. Quindi quello che è cambiato è in realtà soltanto evoluto nelle modalità, però appunto è rimasto quello spirito. Si sono aggregate tantissime realtà, tante erano già presenti, infatti se ricordi appunto ne parlavamo, e tante altre appunto Sì, leggevo che ce ne sono circa 60 attualmente. O sì, forse anche sì, assolutamente. Ok, un'altra realtà è quella di Carmelo Abbate, che rappresenta il Movimento Politico Ora. Chiedo a lei invece, sabato avete fatto questa manifestazione appunto con i trolley, la protesta dei trolley, abbiamo anche le immagini, abbiamo seguito anche nei nostri telegiornali. Insomma, i simboli, che però dietro ai simboli c'è qualcosa invece di molto più importante e soprattutto urgente. Esatto, abbiamo scelto il trolley come elemento simbolico della fuga silenziosa, così la definiamo, dalla Sicilia, e come vedete anche dalle immagini abbiamo scelto di apporre su ogni trolley una professione e le città tratte dai dati in cui i nostri giovani emigrano più di frequente. Quindi il trolley è un po' la metafora di quello che sta accadendo in Sicilia, ovvero migliaia di giovani che ogni anno lasciano questa terra. Abbiamo scelto di farlo in maniera forte, se vogliamo, per cercare di mettere al centro questo grande messaggio, e poi l'abbiamo fatto anche
con analisi, dati e anche delle proposte. Negli anni scorsi, a proposito di questa immigrazione forzata, no? Questi spostamenti forzati, mi ricordo che durante il servizio c'era una mamma che parlava, diceva io ho 2 figli a Milano, e questo per me è un grande anche dolore, no? Vedere che i ragazzi magari partono per studiare, si formano, credo che sia successo anche a lei, Carmelo Abate, e poi in realtà non trovano la possibilità di avere un futuro lavorativo ritornando in Sicilia. È sempre più frequente questo fenomeno, anche lì è un fenomeno nel fenomeno. Sì, noi infatti abbiamo portato tra i 100 tanti che appunto stanno decidendo di andare, qualcuno, sebbene siano eccezioni, che sono tornati, in molti casi appunto tante storie di persone che raccontano la difficoltà di trovare lavoro in Sicilia. Nel mio caso sì, ho vissuto a Milano alcuni anni, poi ho scelto di tornare, ma appunto, come raccontavo anche in altre occasioni, lo sto facendo da remoto, come si dice, e lavorando per aziende milanesi. Appunto, toccando il tema lavoro, che poi è connesso al tema formazione, quello che noi vogliamo far emergere è la necessità di costruire le fondamenta, i presupposti perché si possa lavorare qui e non cercare i soliti escamotage, sussidi, bonus che magari attraggono in maniera estemporanea delle persone. Ecco, agire alla radice del problema. E infatti il patto per restare, Luca Giarmanà, parla di un territori zero disoccupazione, una proposta politica per la regione siciliana. Insomma, ci andiamo qui nel concreto. Voi anche avete articolato un progetto vero e proprio da presentare con dei punti precisi. Ci li vuole intanto illustrare sinteticamente, poi cercheremo di scendere nello specifico. Sì, diciamo che lo scopo del patto è stato sin da subito quello di parlare di temi e parlare di proposte. Pertanto, da dopo la nostra nascita il 15 novembre a San Giovanni Gemini, ci siamo subito attivati con quello che abbiamo chiamato cantiere proposte, affinché vari soggetti appartenenti alle varie associazioni di tutta la Sicilia potessero lavorare insieme per mettere in campo quello che abbiamo chiamato una proposta bandiera, cioè non una proposta unica del movimento, perché l'idea è di elaborarne anche altre, ma una proposta che fosse fortemente legata a quella che è l'identità del patto. Siamo partiti riflettendo su quali fossero le 2 priorità, a nostro avviso, della Sicilia, che era la componente del lavoro e la componente dei servizi, e tramite questa proposta abbiamo provato a integrarle, a metterle insieme, e ora siamo pronti a lanciare questa proposta e a aprirla alla discussione, perché non abbiamo la pretesa di pensare che sia la soluzione di tutti i mali, ma anzi vogliamo avviare un confronto reale su tutti i territori siciliani affinché possiamo ricevere contributi per migliorarla e perfezionarla, nella speranza che un domani diventi una legge dell'AS. Voi parlate di un progetto solido, trasversale e sostenibile. Nel concreto che cosa proponete? Cioè, quali sono i servizi che nel concreto si possono offrire e quindi superare quell'impasse burocratico, oppure dei progetti che si sa quando iniziano poi magari finiscono nel nulla o comunque presentano sempre delle lungaggini, insomma, e che poi non si traducono in cose concrete? Assolutamente, la logica era uscire da quella del semplice assistenzialismo o del sussidio bonus lanciato così. Siamo partiti da un caso studio molto importante che è stato realizzato in Francia negli ultimi anni, a breve diventerà anche un'iniziativa legislativa del Parlamento francese, che parte da un ragionamento molto semplice in realtà, cioè allo Stato, al pubblico, un disoccupato ha un costo che è importante, che è stimato fra i 16 e i 19 mila euro annui. Mettere quella persona all'interno di un contratto di lavoro costa meno, detto molto semplicemente. Solo che i comuni siciliani, che sono quasi tutti o comunque una buona parte in dissesto o in predissesto, non possono assumere nuove persone. Quindi come facciamo? Abbiamo un attore che sono quelle che abbiamo chiamato le IPO, cioè delle imprese per l'occupazione, che assumono queste persone, finanziate da un fondo regionale per l'occupazione. Per fare cosa però? Per andare a coprire quei servizi che oggi non sono coperti. Se in un quartiere X di un'area interna c'è una biblioteca chiusa perché il comune non ha personale per aprirlo,
Compito della IPO è assumere le persone che vengono indicate da un comitato locale per farli fare quello specifico servizio. Questo sembra che possa rappresentare un costo molto importante, in realtà nella stima che abbiamo fatto noi di una sperimentazione pilota su 10 territori costerebbe meno di 20 milioni all'anno, quindi parliamo di meno dell'1% del bilancio regionale, e se questa sperimentazione funziona abbiamo trovato, non dico un modo per annullare del tutto la disoccupazione, ma senza dubbio un modo per trasformare il costo in un investimento e permettere a chi vuole restare di restare e anche a chi vuole tornare di poter tornare. Certo, assolutamente. Mi incuriosiva anche nella vostra proposta, nel vostro progetto, anche la possibilità di offrire servizi anche per la mobilità, perché sappiamo che soprattutto nei centri interni della Sicilia una delle difficoltà è proprio quella della mobilità. Anche quello potrebbe essere un impiego concreto e disatteso, perché molti di questi servizi anche privatamente non ci sono o comunque hanno dei costi. Assolutamente, il tema della mobilità è centrale soprattutto nelle aree interne per tanti aspetti, penso all'aspetto scolastico, penso all'aspetto lavorativo, penso banalmente all'anziano che ha difficoltà a recarsi nel grande centro per poter andare a fare una visita specialistica. Il nostro progetto, la nostra proposta prevederebbe che c'è magari un taxi sociale che può andare a prendere quell'anziano, accompagnarlo alla sua visita specialistica e poi riportarlo a casa. Tutto questo con appunto un modello complessivo che fa sì che a fare quel servizio e quindi a svolgere quel lavoro è una persona che viene assunta con un contratto a tempo indeterminato e quindi smette di essere un disoccupato e può cominciare a diventare parte del tessuto produttivo della nostra regione. Certo. Carmelo Abate, la convince questo progetto? Lei comunque sta sperimentando cosa vuol dire essere tornati di nuovo in Sicilia. Beh, io conosco naturalmente anche il progetto, i ragazzi e gli esponenti di Patto per Restare, quindi sono molto contento che ci siano altre iniziative. Loro hanno iniziato con un focus d'altronde al 100% sulla Sicilia, ci sono chiaramente dei punti di contatto, in qualche caso anche delle sfumature rispetto al modo in cui noi affrontiamo il problema, ma è evidente che ci indirizziamo allo stesso problema, che è appunto quello della fuga dei giovani. Allora ci può dire quali sono queste sfumature diverse? Perché il suo è ora, ricordiamolo, è un movimento anche politico. Quando politica vuol dire non appartenenza a un partito, ma vuol dire probabilmente, penso all'accezione con la quale è nato questo movimento, anche di essere presenti, di partecipare, di proporre delle cose concrete, no? Insomma, anche per risolvere i problemi. Sì, ora è un partito nazionale, già questa è una differenza, quindi con tutto quello che implica essere un partito nazionale, e noi abbiamo agito in Sicilia in quanto articolazione regionale di ora, un partito che è nato ufficialmente a ottobre, che si colloca nell'area di centro. Noi ci definiamo di estremo centro nella misura in cui siamo favorevoli alle proposte concrete che l'Italia rimanda da decenni, da 30 anni. E quindi abbiamo un approccio estremamente pragmatico, razionale, cercando appunto, come dicevo, di andare al nocciolo dei problemi. Ecco, noi appunto parliamo tanto di costruire un futuro per i giovani, e quindi chiaramente questo di nuovo ha dei punti di contatto con la proposta anche di Patto per Restare. Abbiamo portato oltre la protesta la proposta, come cerchiamo sempre di fare, in modo da appunto toccare entrambi i punti, attrarre l'attenzione, ma portare anche la razionalità al centro del dibattito. Nel nostro caso è iniziato un percorso di lavoro, di proposta, che adesso proseguirà nei prossimi mesi con altri appuntamenti. Nella nostra conferenza stampa, che ha seguito l'appuntamento per le strade di Palermo e poi ai Quattro Canti, abbiamo presentato 2 proposte supportate da un elemento che in qualche modo gira attorno. Abbiamo parlato di università, ecco, e vado con un po' uno slogan, ma università gratuite nella misura in cui vogliamo che il merito venga premiato. È una proposta politica che abbiamo costruito a livello nazionale, che stiamo declinando anche a livello regionale, su cui secondo le nostre stime sarebbe sufficiente o necessario, dipende dal punto di vista, certo, allocare 100-200 milioni, e chiaramente tutto dentro una cornice in cui noi contestiamo di base l'allocazione molto spesso improduttiva
e la gestione complessiva della spesa pubblica della Regione Sicilia. E di fianco a questo, e chiudo, abbiamo portato una proposta per quanto riguarda il potenziamento degli ITS, che sono, dati alla mano, una grande fonte di occupazione qualificata che è un deficit sia in Italia e ancora di più in Sicilia. Assolutamente, sappiamo che ce ne sono tanti, ma che poi in realtà domanda e offerta non si incontrano mai, nel senso che poi anche la formazione appunto di questi giovani all'interno di questi istituti professionali, quelli che noi chiamiamo professionali, poi in realtà non trova sbocco lavorativo concreto, se non nella nostra regione, molte volte magari anche non altamente specializzati o comunque con un livello diciamo post laurea, ma già anche con la stessa appunto scuola superiore. In realtà molti giovani trovano magari impiego sempre fuori dalla Sicilia. Simona De Pieri, io invece chiedevo a lei qual è il vissuto, perché insomma tra giovani si parla, si discute, qual è il vissuto e le ricadute anche, no, di scelte lavorative fuori dalla Sicilia che un po' anche, come dire, determinano, no, la vita delle persone, perché poi dietro questi numeri, dietro questi progetti ci sono sempre storie di persone, cioè difficoltà, amarezze e anche delusioni molte volte, no? Perché dopo magari un percorso di studi lungo, impegnativo, in realtà poi ci si trova sempre a questo famoso bivio, restare o andare. Sì, c'è una cosa, c'è un dato che spesso non viene citato, che non sono soltanto le persone che vanno via, ma anche quelle che magari vorrebbero farlo ma non possono e quindi sono, tra virgolette, in un certo senso obbligate a restare qui, non possono sviluppare le proprie idee, i propri progetti di vita, i propri progetti di studio e abbiamo questa doppia spaccatura, questo doppio questa doppia questione. Abbiamo delle persone che sono costrette ad andare via perché qui appunto non possono sviluppare, quelle che invece vorrebbero andare anche magari soltanto per studiare e poi rientrare, ma non lo possono fare perché qui non hanno perché non hanno le risorse per farlo. Quindi abbiamo questo dato. Questo è un problema che dovrebbe riguardare tutti, dovrebbe riguardare innanzitutto tutte le parti politiche. In queste settimane vediamo tantissime persone, tantissimi candidati parlare di qualsiasi cosa fuorché del futuro di una regione, perché di questo parliamo fondamentalmente. Dovrebbe riguardare i numeri, perché parliamo di dati, quando parliamo di persone che vanno via, parliamo di persone che ovviamente non costruiranno il proprio futuro qui, quindi non costruiranno potenzialmente delle aziende, non costruiranno famiglie, non costruiranno ovviamente progetti, idee, eventi, qualsiasi cosa che si possa fare qui. C'è uno svuotamento ovviamente della regione, ma soprattutto, come hai detto giustamente tu, c'è un grandissimo tema che queste persone non vengono trattate come persone, vengono trattate come dati di persone, appunto, di numeri che vanno via, che spariscono, così, che è utile dal punto di vista analitico, ma depersonalizzare migliaia e migliaia e migliaia di giovani che ogni anno vanno via dalla Sicilia vuol dire anche dimenticarsene, e dimenticarsene dove? Uno, nei programmi elettorali, dove spariscono i giovani, dove spesso e volentieri non vengono neanche citati. Due, nelle progettualità politiche, dove altrettanto non solo non vengono citati, ma spesso e volentieri vengono derubricati magari come paragrafetto all'interno di programmi politici già poco solidi. Tre, nella programmazione, perché si fa una programmazione senza tenere conto di chi di quella programmazione dovrebbe poi beneficiare. Certo. Faccio io a parlare del futuro di una regione se non tengo in conto quante persone stanno scappando da quella regione per andare poi a lavorare, a vivere in altre parti d'Italia, nella migliore delle ipotesi, in altre parti del mondo, nella peggiore. Quindi questo è un tema, ci sono le opportunità, si possono creare le opportunità, però dobbiamo farlo con grande serietà e il fatto che ci siano dei movimenti che stanno lavorando in questa direzione e che sono anche qui oggi a parlare di questo lo dimostra. Assolutamente, quindi questa è la cornice, diciamo, dentro la quale appunto si lavora. Un dato che a me ha molto anche fatto pensare sono i working poor, cioè i lavoratori poveri. Molti giovani, molte donne rientrano in questa categoria. Ci fermiamo solo pochissimi istanti e poi ritorniamo di nuovo in studio e continuiamo a parlare di questo.
Eccoci, stiamo parlando di lavoro, anche di progetti che sono presentati da giovani. Luca Germanà, chiedevo a lei questi lavoratori poveri, quanti ce ne sono e soprattutto che realtà è quella dei lavoratori poveri? È una realtà drammatica nella nostra terra ed è il motivo per cui abbiamo voluto includere anche i cosiddetti working poor all'interno della nostra proposta. Infatti non potrà accedere nel nostro modello solo colui che è disoccupato o colei che è disoccupata, ma anche coloro che non sono soddisfatti del proprio rapporto lavorativo. C'è un tema che è quello dei salari bassi e non basta dire che al sud il costo della vita è più basso, perché ci sono alcuni costi che prescindono da nord a sud e purtroppo sappiamo come gli stipendi sono più bassi e sono ancora più bassi per le donne, e questo è tutto un altro tema. E poi c'è il tema del lavoro nero. In Sicilia noi abbiamo tantissimo lavoro sommerso, io ho amici costretti a fare i camerieri a 3 euro all'ora a nero per poter mandare avanti la baracca. È un dramma che riguarda migliaia di giovani, noi abbiamo stimato che circa 15.000 giovani ogni anno lasciano la nostra terra, e il fatto che fino ad oggi la politica non abbia voluto veramente investire su questo tema e si è concentrata su ben altro è indicatore di quanto questa emergenza sia spesso ignorata o comunque viene narrata in modo retorico, si dice è un peccato, vabbè, passiamo al prossimo tema. Ecco, noi vogliamo un po' invertire non solo questa narrazione ma anche questo trend politico e quindi partire proprio da quei giovani, perché come diceva molto bene Simone, non solo rappresentano il futuro della nostra terra, io dico anche che rappresentano il presente e quindi non possiamo fare a meno di occuparci di questo tema. Assolutamente. Chiedevo invece a Carmelo Abbate, a proposito dei progetti che già ci sono, perché voi siete, come dire, una sentinella critica su quello che c'è anche dal punto di vista politico. Il progetto Invitalia di Resto al Sud 2026, sappiamo la possibilità per 18-35 anni di avere questo 50.000 euro a fondo perduto, altri bonus, insomma lei penso sotto i 35 anni, insomma comunque da osservatore di questa realtà, cosa ne pensa invece di quello che già c'è, che esiste, delle possibilità? È un tema complesso, chiaramente, e ce ne stiamo occupando tanto di nuovo a livello nazionale, in cui stiamo cercando anche di far emergere quanto molto spesso attività di questo tipo nascondano invece delle pieghe, dei problemi che di nuovo non risolvono il problema strutturale alla radice. Al contempo questo è anche un po' emblematico di una serie di altre iniziative che su questa linea sono deboli e alle quali noi ci opponiamo per, di nuovo, la logica che anche appunto gli esponenti di Patto per Restare citavano, la spesa pubblica che è totalmente guarda al passato, non punta ai giovani. Possiamo fare un esempio, ad esempio la dinamica di investimento di milioni di euro per il South Working, per attirare idealmente persone, è totalmente fallimentare, ma se vogliamo noi abbiamo scelto anche, sebbene sia un tema spinoso, di opporci a un argomento ancora più complesso, perché sappiamo che poi pone dentro delle sfumature. Abbiamo portato anche delle analisi che mettono in luce le criticità rispetto all'investimento del ponte sullo stretto. So che su questo potremo parlare probabilmente per ore, dovremmo quello apriamo un altro capitolo, infatti anche un nostro telespettatore ci sollecitava proprio di questo, ma questa penso un argomento da affrontare, insomma, con poi il dovuto tempo e lo spazio. Purtroppo il nostro è quasi già finito, infatti per questo chiedo a Luca Germanà di illustrarci, insomma, avrete anche come vostro, diciamo, contropartita la politica regionale, voi vi riferite, come dire, i vostri referenti sono quelli. Come pensate di affrontare questo aspetto? Assolutamente sì, non facciamo una politica fatta solo di parole, ma vogliamo essere molto concreti ed è il motivo per cui la conferenza stampa in cui presenteremo la nostra proposta avverrà all'Assemblea regionale siciliana, perché sono i partiti che stanno nelle istituzioni e sono le istituzioni che fanno le leggi. Il nostro auspicio è che a partire da questo stimolo si cambi un po' il paradigma, si smetta di concentrarsi sulle persone, chi deve essere il volto, chi deve essere il candidato e tutto il resto, e si comincia a parlare delle idee, delle proposte, perché poi in fondo è quello che muove l'elettorato. Probabilmente il tema dei candidati appassiona solo coloro che si vogliono candidare, e invece i siciliani hanno bisogno di altro.
Noi vogliamo offrire questo contributo ai partiti, come dicevo prima non pensiamo che sia la panacea di tutti i mali, ma pensiamo che sia un ottimo punto di partenza e soprattutto un modo diverso di fare politica. Lanciamo questa sfida, partiamo dalle idee, confrontiamoci, poi le altre cose sono anche importanti ma verranno in un secondo momento. Simone De Pieri, chiedevo magari in conclusione quanta energia e quanta anche determinazione, no, vi contraddistingue in questo vostro cammino verso appunto un cambio di passo reale, concreto. Ma tantissima, nel senso che abbiamo tantissime realtà, insomma credo siano più di 60 in realtà ormai, tantissime persone ed è bellissimo rincontrarsi ogni volta e confrontarsi intorno a temi concreti. Come diceva poco fa appunto Luca, il grande tema è uno, che sappiamo cosa va fatto, sappiamo quali sono le necessità di questa regione, sappiamo quali sono le necessità di queste generazioni di giovani professionisti, giovani adulti, persone che devono studiare, persone che cercano lavoro. Dobbiamo però parlarne innanzitutto con loro, dobbiamo smettere di parlare di loro e iniziare a parlare con loro, ma soprattutto dobbiamo iniziare a metterli nei primi punti dei programmi elettorali, iniziare a parlarne all'interno dei programmi, dobbiamo iniziare a fare delle progettualità serie con dei dati seri. Se continuiamo, appunto come diceva anche Luca prima, a parlare soltanto di chi si candida, quale logo e quale slogan, è finita, cioè torniamo punto e da capo. Assolutamente. Ci sono tanti giovani, tante realtà che stanno spingendo in questa direzione, dare il loro spazio sarebbe allora, magari il primo passo. Grazie intanto, perché è stato importante anche capire le vostre ragioni. Io finisco questo nostro focus invece con una domanda: perché la politica in questi anni non si è occupata in modo fattivo dei giovani e soprattutto anche di creare le condizioni perché tanti non lascino appunto la propria terra per andare a trovare un lavoro che, lo ricordiamo sempre, vuol dire indipendenza, dignità per la persona. Grazie ai miei ospiti, grazie a chi ci ha seguito, alla prossima.